Amici di Radio Guest, buona settimana, siamo con Raffaele Petris, detto il Gaff. Ciao Raffaele, benvenuto in Radio Guest. Salve a tutti, grazie intanto di avermi chiamato. È un piacere, Raffaele inizia a fare l'organizzatore di eventi, ma ancora prima il DJ mi dicevi. Raccontami un po' di te. Ma io sono partito assieme a un compagno di avventure che è Simon Adams e siamo partiti in tenera età, avevamo 14 anni io e 16 anni lui, siamo comprati i primi giradischi e con molta calma e passione abbiamo iniziato comunque ad esibirci non appena le nostre doti erano abbastanza collaudate. Abbiamo iniziato a girare i primi locali sulla zona di Udine, sulla Carnia, sul Gemonese, poi qualcosina anche in Slovenia e da lì pian piano questa passione è diventata un lavoro. Arrivate da un genere abbastanza di nicchia. Sì, noi ci siamo come passione musicale, siamo sempre stati un po' orientati verso il panorama elettronico per poi dopo passare anche a delle sonorità un attimino più techno negli ultimi anni. Ad un certo punto della tua carriera hai deciso di organizzare gli eventi, quindi non essere solo protagonista come DJ ma anche come organizzatore. Questo quando è avvenuto? È avvenuto circa dopo la metà degli anni 2000. Il motivo è stato abbastanza semplice: le situazioni che comunque trattavano il nostro genere musicale stavano comunque pian piano morendo, scomparendo, per cui c'era in qualche maniera la necessità di creare degli spazi e quindi delle possibilità per organizzare eventi che fossero orientati verso il nostro genere musicale, quindi è stata più che altro una necessità. Dopo tanti anni di collaborazione con la discoteca Rilago e poi al Lago e sia con la Grotta e poi altri locali, comunque abbiamo mantenuto, oltre all'impegno nostro sulla scena elettronica, abbiamo sempre mantenuto un impegno anche sulle feste comunque più commerciali che hanno sempre fatto parte comunque del nostro percorso, e da lì dopo tanti anni al Lago abbiamo deciso comunque di avventurarci nella gestione vera e propria di un locale da ballo e abbiamo rilevato la discoteca al Picchio, il vecchio Picchio Rosso di Sutrico. In questo tuo trascorso hai creato anche un marchio, cioè Catisma. Sì, abbiamo creato diversi marchi commerciali, ma sulla scena elettronica abbiamo creato, grazie alla collaborazione comunque di tante persone, adesso io ne parlo singolarmente, ma dietro di me comunque c'è stato un contributo di veramente tantissime persone, abbiamo costruito questo marchio che si chiama Catisma e che ha avuto un'esplosione sicuramente grazie alla sua residenza al Cursal Club di Lignano per tanti anni e che ci ha permesso comunque di ospitare artisti che provenivano veramente da tutte le parti, da molte parti del mondo, e ci ha permesso di stringere legami e collaborazioni che comunque ci hanno visto protagonisti poi anche all'estero. Ad un certo punto è arrivato il 2020, come un po' per tutti, è uno dei settori che ne ha risentito di più di questa pandemia è sicuramente il settore degli eventi, il Gaff. Come si è organizzato? Io sinceramente devo anche ringraziare, perdonami, la tua organizzazione, in questo caso uno dei tuoi collaboratori storici che è Teo, perché ci ha dato la possibilità di trasferire buona parte del nostro staff quest'estate nella gestione del Goles, della Baita Goles, sulla parte estiva del programma che fa annuale, e questa cosa comunque ci ha permesso innanzitutto di intraprendere un percorso diverso da quello prettamente legato all'organizzazione degli eventi e quindi di sfociare un attimino sul settore della ristorazione e poi ci ha permesso comunque di mantenere viva la nostra voglia comunque di organizzare dei concerti, dei DJ set o comunque delle occasioni di ritrovo, pur mantenendo naturalmente le distanze e quelle che sono state e che sono tuttora purtroppo a nostro malincuore le regole da seguire. Invece per quanto riguarda il marchio Catisma, qua siamo proprio in discoteca, cosa è successo? Si è interrotta il 16 agosto in quanto è subentrato il decreto Conte, per cui noi siamo riusciti per fortuna comunque a portare a compimento l'ultima data con un ospite tra l'altro molto importante a livello internazionale che è Nina Kravitz. Qua siamo anche in chiusura, quindi se vuoi salutare qualcuno tra i tuoi collaboratori lo puoi fare, ma il punto di vista del Gaff per quanto riguarda il mondo dell'intrattenimento qual è? Ma io non vorrei comunque dilungarmi assolutamente, sicuramente però ci tengo a ribadire che comunque l'arte in sé, la possibilità di esprimerci e comunque la possibilità di creare situazioni conviviali, di scambio e sociali, quelle che poi sono i locali da ballo e non solo, sono fondamentali per l'essere umano. L'arte nostra in questo caso ha fatto sempre la trade union tra le persone e la possibilità di incontrare altre persone, e speriamo che con i nuovi DPCM il presidente Conte tenga
in considerazione che non è assolutamente vero il paradigma che tutti noi del mondo dello spettacolo siamo un po' una categoria così diversa dalle altre. Assolutamente non è vero. Bene, Gaff, io ti saluto, grazie. Naturalmente il Gaff con il suo staff è uno dei partners di Radio Company. Noi ti ringraziamo, ti facciamo gli auguri come a tutti per il futuro e a risentirci presto. Grazie a voi.